Allora, stiamo parlando con il Presidente appunto di formazione, ricerca, sviluppo, crescita, intelligenza artificiale. Prima di arrivare a questo tema qua che è molto importante di un altro, volevo chiederle, quello che balza un po' agli occhi, adesso in questo periodo se ne parla anche abbastanza, è che purtroppo delle presenze sul territorio solo il 28% sono italiani, il 72% sono esteri. Quindi calo delle presenze di italiani rispetto, progressivo calo insomma diciamo, e questo un po' si collega al crollo un po' dei consumi nel nostro paese, potere d'acquisto che è sempre più basso e tutto di conseguenza. In un momento di turbolenze di questo tipo, i consumi interni sarebbero quelli che terrebbero la barra di tranquillità, invece così questo non è un bel segnale. 72% estero, può essere, dire siamo stati bravi, però attenzione, potrebbe precipitare con una crisi, un'instabilità internazionale verso il baratro, e l'italiano non può permettersi. Non avete paura di questo squilibrio così alto? Noi abbiamo sempre paura che possano intervenire dei fenomeni, ma non per questo non possiamo continuare ad operare con una certa logica. Adesso è vero quello che lei dice, che il mercato, noi abbiamo visto post-Covid, durante il Covid, il mercato interno è quello che ha tenuto in piedi le nostre aziende, e le dico che molti italiani hanno anche riscoperto il nostro paese, perché c'è anche un altro aspetto: quando non ci sono problemi di crisi internazionale, quando i voli riprendono, quando ci si può muovere con una certa libertà, è anche per qualcuno l'occasione per dire intanto prendo l'occasione, faccio un volo di qualche ora e vado a visitare una destinazione che forse non avrei la possibilità, mentre questa dietro la porta ogni giorno. C'è anche un atteggiamento di questo tipo che a volte incide. Però è pur vero che il mercato italiano è un po' più sensibile alle dinamiche del potere della spesa. In una fase in cui le bollette telefoniche, il costo della spesa, adesso i dazi che qualcosa evidentemente potranno anche incidere su quelle che saranno alcuni prodotti, non molti, ma insomma alcuni prodotti che possono coinvolgere anche le famiglie italiane. È chiaro che se tu incominci a erodere, no, la capacità di spesa, piano piano viene meno anche la volontà di andare in vacanza, e quelli non vanno neanche tanto all'estero. Oppure vanno in destinazioni dove sicuramente il costo di una vacanza è inferiore, e questo si sa, rispetto a quello che si spenderebbe andando in Italia, dove gravano tutta una serie anche di altri costi che necessariamente comportano che la spesa per una settimana di vacanza, per farla breve, possa essere più alta, oppure con 3 giorni o 4 giorni di vacanza in una destinazione, magari nel Mar Rosso, riesco a fare la settimana per tutta la famiglia, all inclusive, eccetera. Quella cosa là, su quello noi non possiamo competere, perché ci sono alla base dei costi che gravano in maniera significativa sull'erogazione del nostro prodotto. Però voglio dire, non dobbiamo neanche trascurare gli italiani, perché secondo me in questo momento l'italiano costituisce una risorsa molto importante. Molti italiani non conoscono neanche il nostro paese. Lei pensi che noi abbiamo delle aziende anche a Venezia, e tutt'oggi i nostri centralini dell'ufficio booking devono spiegare a molti clienti che non è possibile parcheggiare sotto l'albergo a Venezia la macchina, perché non è possibile accedere a Venezia con la macchina. Questo le fa capire che ancora probabilmente, nonostante... Ma questo a stranieri? A degli stranieri? No, guardi, anche italiani. Anche italiani che chiamano e chiedono, ma anche solo, dice, guardi, no, se non c'è il parcheggio, anche solo il tempo di scaricare la macchina e poi vado a metterla nel parcheggio. Allora, forse c'è bisogno anche di riscoprire un po' il nostro paese, capire quelle che sono le caratteristiche, e forse i paragoni allora avrebbero anche un senso con altri paesi. Caro Presidente, sono stato a Venezia la settimana scorsa per una passeggiata. Grandi afflussi dicono, ma dove? Basta uscire dalle 2 arterie principali e non trovi nessuno. È evidente che non si vogliono aprire nuove tratte, perché i negozianti hanno paura di perdere i clienti, però basta. Ne parlavamo proprio prima di questo. Intanto ringrazio per il caro Presidente, questo ascoltatore, e mi trovo abbastanza d'accordo, lo abbiamo anche detto prima, non c'è overtourism se continuiamo a parlare di Venezia, ma ripeto, possiamo parlarne anche di altre realtà come Verona, eccetera. Ci sono le zone centrali che sono soggette a questi fenomeni, ma se poi ci spostiamo in aree periferiche altrettanto straordinarie, con delle attrazioni incredibili, un po' meno, se vogliamo, social, forse un po' meno... forse quello, esatto. Nell'immaginario, è vero, quando una famiglia magari lì ha dice... ragione l'ascoltatore, non ci sono problemi di questo tipo. Quindi dovere,
degli operatori e anche della politica in questo senso è organizzare tutto questo. No, ma io stavo pensando a una cosa banalissima. Ci sono i percorsi in montagna sui colli Ugani, adesso li fanno dappertutto sono i percorsi, no, di trekking, che è banale. Questo fanno sì un po' che la gente non si perda, fondamentale, perché vediamo di tutto e di più, Soccorso Alpino che ogni weekend fa delle acrobazie pazzesche per salvare tante persone che si perdono, e dall'altro per offrire delle opportunità a seconda della volontà che uno ha e tempo di muoversi su tutto l'ambito territoriale, no? Sono percorsi tracciati, sentieri. Prendiamo la Venezia della situazione, ma potrebbe essere qualsiasi centro, come dice lei, anche la banalissima e più semplice Padova, cioè fare dei tracciati, dei percorsi, no? Delle mappe, dove le persone dicono: ah, ma guarda, posso fare questo, il percorso di Verona, Romeo e Giulietta, il percorso di San Zeno, parlando di Verona, no? Del Ponte Vecchio, anziché chiamandolo in un certo modo, così fai anche conoscenza e li dirotti verso altre destinazioni, non che sia la fiction della situazione che mi porta a scoprire Brava. Castelvecchio, anziché senza far nomi, perché con la fiction scopri che è bella quel posto, mai visto prima. Lei ha usato però un termine, conoscenza. La conoscenza prevede formazione. E qui arriviamo al punto della formazione. Questo è un punto a me abbastanza caro, perché credo che se vogliamo mettere veramente le mani sul problema dobbiamo avere la competenza per farlo e capire esattamente quali sono i fattori in gioco. E quindi il tema della ricerca, no? Che è un tema a me caro, ricerca e sviluppo, sono due parole perché le che nel caro settore... in questo modo particolare adesso? A me è caro perché è la prima volta, credo, che in Veneto e nel turismo si avvii un vero progetto di ricerca e sviluppo finanziato dalle associazioni di categoria del settore turistico, prima volta, ma non solo in Veneto, credo di poter dire a livello nazionale, con cui abbiamo un processo di questo tipo. Lo abbiamo fatto perché abbiamo scoperto che la piccola e media impresa fatica ad accantonare risorse da destinare a progetti di ricerca e sviluppo che costano molto. Allora abbiamo detto: le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di questa regione leader in Italia hanno il dovere non solo di fare la rappresentanza sindacale, ma di aiutare anche i suoi associati a formarsi, a capire, ad acquisire determinate informazioni per poi utilizzare degli strumenti. Oggi, ad esempio, quello dell'intelligenza artificiale è uno degli strumenti che non possiamo non saper gestire. Non dobbiamo avere paura di utilizzare l'intelligenza artificiale o che faccia perdere posti di lavoro, non sarà così. Dobbiamo avere paura di non conoscerla, di non capire quali sono gli algoritmi, di non capire quali sono le grandi opportunità che questo potrà dare anche nella gestione di quei flussi turistici in determinati periodi, in determinate aree. Quindi io credo che oggi ci sia una straordinaria capacità di fare innovazione nel settore turistico. Non dobbiamo e non possiamo e non vogliamo perdere questo treno che in questo momento credo darà la possibilità alla nostra regione di segnare anche il passo nei confronti di altre regioni, perché guardi che il Veneto viene guardato da molte altre destinazioni su quello che facciamo, su come sviluppiamo i nostri prodotti. Bene, oggi abbiamo allora anche una grande responsabilità su questo aspetto, sulla formazione dei nostri operatori, sulla formazione dei nostri collaboratori e sul fatto che utilizziamo l'intelligenza artificiale attraverso la collaborazione dell'Università di Venezia e con i giovani che si dedicano con le loro competenze a questo aspetto, sono anche un altro elemento di attraibilità che, se viva Dio, magari cominciamo ad avere anche uno storytelling positivo del turismo che parla ai giovani e che si avvale dei giovani grazie alle loro competenze per mantenere la sua competitività. Straordinario progetto che vedrà una prima presentazione a giugno e poi la vedremo ancora una seconda ad ottobre in collaborazione all'Università, prima volta nel Veneto, che lo dico con un certo orgoglio perché abbiamo fatto un po' fatica a reperire le risorse, perché come le dicevo la ricerca costa, però io credo che siamo nella strada giusta anche per un'assunzione di responsabilità in tal senso, per far vivere un po' meglio le comunità ospitanti, altro aspetto, perché il turismo genera ricchezza, ma genera anche qualche fastidio e quindi è giusto anche che interveniamo su questi temi e faccia gestire e fruire al meglio anche il turista che decide di andare in una determinata destinazione, grazie all'utilizzo e all'impiego di queste tecnologie. Allora staremo a vederle, le aspettiamo. Vediamo il messaggio intanto che è arrivato, un altro messaggio è arrivato al nostro telespettatore. Gli americani riescono a portarti in luoghi turistici assurdi che mai saresti andato solo con eccellenti azioni di marketing. Poi arrivi sul posto e trovi solo un piccolo rudere o una piccola chiesetta in legno che di valore non ha niente, eppure la gente ci va.
Però è vero, cioè, è questione di valorizzazione. Prima, se invece di fare i dazi ci mettessero a darci una mano a gestire i flussi, su questo loro sono straordinariamente bravi. È capitato purtroppo anche a me di cascare in contesti di quel tipo e riflettere su quanto avrebbe invece la nostra regione da poter offrire concretamente di grande valore, di storia, di arte, di enogastronomia sì. e non della casetta di legno a cui l'ascoltatore faceva riferimento. Quindi questo assolutamente, bisogna essere bravi, ecco, su questo sì abbiamo una responsabilità. Due parole velocissime perché il tempo ormai ci sfugge sul Condotel. Sì. Che è interessante. Di che cosa si tratta e perché voi state lavorando con la regione perché venga legiferata questa cosa qui? Sì, spiegami ai nostri telespettatori che non sanno niente magari. Il Condotel è una formula ibrida tra la camera d'albergo e l'appartamento all'interno di uno stesso, diciamo, contesto. Questa è una norma, è già andata in discussione in sesta commissione, noi abbiamo già fatto le nostre osservazioni alla Regione Veneto, è una norma nazionale che la Regione deve recepire con una sua normativa, però i passaggi sono già stati fatti, è stato trovato anche un certo accordo, questo consentirebbe da un lato di come dire, anche normare un po' di più un settore che un po' sfugge, che è quello appunto delle locazioni brevi, che in questo caso rientrerebbero nella gestione unitaria della parte alberghiera. Dall'altro di trasformare, se sono di pertinenza alberghiera. Tenga conto che c'è un raggio di 200 metri, la norma dice questo, fino a 200 metri dalla struttura può rientrare, diciamo, in una struttura di una gestione unica. Il 40% del totale della superficie dell'immobile alberghiero può essere destinato a ricettività extra-alberghiera, dove questi immobili vengono accatastati separatamente, il che significa che anche un imprenditore che in questo momento sta decidendo se ristrutturare e come ristrutturare può generare un modello ibrido e anche finanziarsi cedendo e vendendo una parte del suo immobile a soggetti terzi, i quali possono decidere di fruirne liberamente oppure metterli a reddito ridandoli in gestione all'albergatore che ne genera, diciamo, le affittanze e l'erogazione dei servizi. Quindi il 40% lo gestisce l'albergatore, sì, da una parte al proprietario. Allora, se all'interno del proprio albergo può gestire di cedere un piano a Condotel, quindi di vendere a soggetti terzi gli appartamenti, chi lo compra può decidere di gestirselo come vuole, cioè di fruirne, oppure di darlo in gestione alle affittanze all'albergatore che poi ne cura servizi di pulizia, servizi di manutenzione, accoglienza, check-in, check-out e quant'altro. Una formula nuova per il Veneto, per altre regioni è già stata adottata, però è una formula anche diversa che non è per tutti, ma perché può consentire a qualcuno di finanziare degli importanti interventi di ristrutturazione o di ampliare la propria offerta ricettiva. Questo andrebbe a completare il discorso, diciamo, di appartamentini in affitto, di affitti brevi. Certo, si integrerebbe in quella logica. Tenga conto che in questo caso rientrano nell'alveo, diciamo, della regolamentazione alberghiera, quindi c'è anche un maggiore controllo in termini di sicurezza, in termini di igienico-sanitarie, in termini di tutto quello che riguarda appunto le normative antincendio. Certo. Insomma, penso che sia anche in proiezione un passo perché importante. adesso non c'è ancora. Attualmente non è ancora così, nel senso che i condotel non esistono, è anche diciamo, bisogna anche trovargli un nome che possa essere recepito più agevolmente da parte di chi entra a farne parte, però insomma sarebbe una novità, ripeto, non è per tutti, ma è un elemento che per diversi imprenditori in questo momento potrebbe, diciamo, consentire di ritornare a essere più competitivi sul mercato rispetto a prima. Perfetto, insomma abbiamo toccato vari punti, vari aspetti come sempre molto interessanti, Presidente. Io la ringrazio di essere stato qui con noi, le auguro buon lavoro perché... Speriamo. Esatto, comunque dai, certo. Adesso si avvierà sicuramente una stagione intensa e ci rivedremo magari presto per fare altre valutazioni e considerazioni insieme. Vi aspetto tutti in Veneto allora, nelle vacanze. Esatto, i limitrofi che ci stanno a seguire senza dubbio può essere una cosa molto interessante. Non abbiamo fatto la distinzione dei vari territori, comunque montagna, lago eccetera, ma in ogni caso c'è sempre una tenuta e anzi un incremento, abbiamo visto, di presenze che sono... I Veneti sono importanti per il Veneto. Ecco, ricordiamolo. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi, scriveteci ancora, scriveteci le vostre WhatsApp oppure mail e naturalmente buon proseguimento, rivedete la nostra puntata sia su YouTube che poi sul web. A presto!